Signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti nella Baia di Paraggi, sinuosa località che oggi avrà l'onore e l'onere di ospitare la prima prova del 45esimo Palio Marinaro del Tigullio, un evento principe delle stagioni estive per quanto riguarda il comprensorio del Levante Ligure e che accompagna fin dal 1974 con magistrali, regate e remiere, per l'appunto regalando grandi emozioni. Si esordisce a Paraggi, si esordisce qui in questa baia che da alcuni anni non aveva più il piacere di visionare e di far mostrare questi mitici gozzi in legno da 22 palmi che saranno i protagonisti della giornata nella parte terminale delle prove remiere. Noi avremo un carnet di prove dapprima inaugurata dalle vecchie glorie, quindi coloro i quali una volta erano i grandi protagonisti, poi naturalmente col passare degli anni hanno lasciato spazio al loro futuro agonistico, ma ogni tanto si dilettano a tornare in acqua e sui gozzi similari a quelli in legno, ma in vetroresina costruiti, ancora si guerreggiano in nome delle proprie località di appartenenza. Dopo la prova dei master, nell'ordine avremo delle finali nelle categorie juniores femminile e seniores maschile, prima di concedere il totale spazio alla magica veramente scena che offre il gozzo in legno. Quest'ultimo è un'imbarcazione che è stata ideata, se ci passate il termine, grazie alla magia tecnica di Pepin Muscun Olivari e poi messa in pratica da Agostino Molteto, che con i suoi cantieri navali ebbe a costruire veramente questa magica arte dei gozzi in legno. Li avremo modo meglio di ricollocarli e di ripresentarli successivamente. Abbiamo detto che avremo ad iniziare a breve con la prima prova remiera che vedrà in lizza gli equipaggi, diciamo, vecchie glorie, anche se è un termine magari poco fine a loro favore, ma tuttavia ci saranno 3 imbarcazioni che stanno già predisponendosi in zona di salita sul gozzo per poi portarsi in zona di partenza. Dicevamo, avremo 3 imbarcazioni che si contenderanno la vittoria qui nelle acque di Paraggi. Naturalmente tutte le varie prove che seguiremo avranno una propria classifica a punti che verrà aggiornata nelle prossime regate del Palio Marinaro edizione 2018. La seconda prova si svolgerà a Rapallo domenica prossima, mentre la terza ed ultima preparatoria della gran finale si avrà a svolgere domenica 1 luglio a Zoagli. Si diceva preparatorie perché quest'anno l'Associazione Amatori Palio del Tigullio, che per l'appunto ha l'onere di organizzare tutte le regate, ha deciso di organizzarle sul piano di 3 prove a punti e poi la gran finale, la grande giornata di canottaggio e sedile fisso, tutto ristretto a domenica 22 luglio, ancora a Zoagli, laddove oltre alla finale che decreterà il vincitore sui gozzi in legno 2018 si avranno anche la rievocazione storica del primo Palio Marinaro e la premiazione finale di tutta la manifestazione. Ma di questo se ne avrà modo e tempo di parlarne più brillantemente in avanti. Come al solito, ormai da 4 anni a nostro favore c'è l'ausilio tecnico e anche visivo di Teleradio Pace che segue dal vivo tutte le regate, quindi poi le ripropone. Pertanto l'occasione per coloro i quali magari si perdono qualche scena, qualche momento topico delle regate del Palio, di rivederle su Teleradio Pace al giovedì sera 20:50, canale 85 Teleradio Pace 2. Questa è la precisazione di fondo. Poi naturalmente gli organi di stampa seguiranno da presso l'evolversi del Palio e ne daranno chiara risonanza. Tra poco dunque la prima prova, gli equipaggi master stanno appunto scendendo sui 3 gozzi che poi si porteranno qui dinanzi a noi, a zona di partenza, ancora circa 5-6 minuti di attesa prima di poter visionare questi armi che sono 3 e nel dettaglio avremo in partenza in acqua 1, contrassegnata dal colore blu, la formazione del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, mentre dalla boa numero 2, quella bianca, partirà la formazione del gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana e dalla boa numero 3, la verde, il team della Lega Navale Italiana Sestri Levante. A breve dunque l'avvio delle prove, ritorniamo in cronaca diretta con l'allineamento degli equipaggi.
Attenzione, via! Partita dunque la finale per quanto riguarda la prova dei master, le vecchie glorie che peraltro avranno a percorrere un tragitto ridotto rispetto alle successive prove, circa 375 metri con un giro di boa. Abbiamo 3 formazioni in lizza, in acqua 1 il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, la timoniera Valentina Scalfi, i vogatori Ivano Maccaferri, Claudio Chiarelli, Luca Franceschetti e Massimo Solari. In acqua numero 2 la formazione del gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana, il timoniere Matteo Tassara, i vogatori Silvano De Nicolai, Roberto Poli, Marco Bianchi ed Alessandro Galluzzo. In acqua 3 Lega Navale Italiana Sesti Levante con la timoniera Silvia Chiappella, i vogatori Claudio Maccà, Tommaso Laganà, Paolo Stagnaro e Marco Bacigalupo. L'avvio è abbastanza compatto con la prua del Sesti Levante che prova ad ergersi innanzi alle altre due, un vantaggio ridotto ma comunque utile alla causa della Bimare per mantenere la propria imbarcazione innanzi e a San Michele e al Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Maglia rossa per Sesti Levante, maglia bianco-verde per San Michele di Pagana e maglia gialla per il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Formazioni che stanno andando abbastanza celermente verso quello che sarà l'unico giro di boa nei quali sono impegnate. Ancora Sesti Levante che mantiene la leadership, mentre alle sue spalle il duello tra San Michele e Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi è un derby rapallese per l'appunto, con i gialli che parrebbero lievemente avanti rispetto ai cugini frazionali di San Michele di Pagana. Attenzione a ciò che deriverà dal giro di boa, unico in tale categoria, laddove si possono acquisire o perdere secondi preziosi a seconda della tipologia di impostazione della virata che verrà data dal timoniere. Vediamo che la timoniera del Sesti Levante Silvia Chiappella, peraltro molto esperta, sta già guidando il proprio scafo ad allargarsi per imbastire la virata. Alle sue spalle permangono ancora abbastanza appaiati i gialli del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi che sono in seconda posizione e virano dietro a Sesti Levante mantenendo tale piazza. La terza posizione è a carico di San Michele di Pagana. Ultimata l'unica virata di boa, le 3 formazioni adesso si riportano verso quello che sarà l'arrivo ufficiale, quindi il taglio ipotetico della linea del traguardo. Ha perso forse qualcosina in uscita, attenzione, Sesti Levante che forse ha pagato dazio di un non felice ripartenza. Potrebbe averne tratto giovamento la truppa in acqua numero 1 del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, quindi abbiamo una situazione che aveva già visto in dirittura di virata Sesti Levante avanti con un quarto di scafo di vantaggio sul Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi e mezza imbarcazione sul Agostino Moltedo San Michele. Ebbene, i rapallesi in acqua 1 adesso stanno dando fondo alle proprie energie. Sesti Levante ha pagato sicuramente una non felice uscita dalla virata e quindi adesso sta faticando per contenere il rientro virtuoso dei gialli del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Ancora un bel duello, mentre nel mezzo la truppa bianco-verde dell'Agostino Moltedo San Michele di Pagana non riesce a chiudere, come si suol dire, il distacco e pertanto ne deriva che mentre il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi sta attaccando a più non posso sui rossi della Bimare, questi ultimi stanno resistendo caparbiamente, mentre perde terreno ancora San Michele. Si sta evolvendo con un duello testa a testa tra acqua 1 e acqua 3, questa finale categoria master, ripetiamo la ex vogatori che fuori età si dilettano ancora nell'arte del remo. Ebbene, Sesti Levante sta resistendo mentre il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi persiste nel suo reiterato attacco. Ne deriva quindi che per i sestesi non c'è un attimo di respiro. La timoniera Silvia Chiappella dà un'occhiata di traverso per constatare l'effettivo divario che separa la sua imbarcazione dagli immediati inseguitori che persistono nel loro attacco. Prova ancora, perché no, un affondo al team del San Michele di Pagana che pare comunque tagliato fuori dall'ipotetica vittoria di batteria. Certo il fatto che però Sesti Levante sta stringendo i denti e il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi da par suo prova ancora a far sentire il fiato sul collo dei sestesi che peraltro con grande affanno ma pure con eccelso merito si aggiudicano la prova del master davanti al Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Terzo Agostino Moltedo San Michele di Pagana. Prima prova, diciamo così, semi-ufficiale, ma grande spettacolo remiero e buon senz'altro viatico per il resto della giornata remiera. Primo Sesti Levante, secondo Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, terza Agostino Moltedo San Michele di Pagana, categoria master.
Partita la finale categoria juniores con 2 armi in lizza. Quello in acqua numero 1, maglia blu notte, Lega Navale Italiana di Chiavari e Lavagna, con la timoniera Alessia Benini. I vogatori sono Riccardo Suma, Federico Devoto, Diego Enrique e Francesco Ramaggi. In acqua numero 2, Lega Navale Italiana Sesti Levante, la timoniera Anna Ballero. I vogatori sono Domenico Ballotta, Edoardo Cascino, e Giobatta Bacigalupo e Daniele Pecci. Questi dunque i nominativi degli effettivi in mare, con Sesti Levante che ha cercato subito di prendere il largo. Chiavari prova a non perdere il ritmo di gara perché altrimenti sarà difficile recuperare già nella prima tornata di gara. Sesti Levante al comando davanti a Chiavari. Il mare con le sue piccole ondine può creare qualche assillo, ma non eccessivamente, a questi 2 armi giovani che si danno battaglia nelle acque di Paraggi. Ancora ragazzi della Bimari, del vicepresidente Fabio Quadri, che stanno comandando, mentre i giovani della Lega Navale Italiana di Chiavari provano a serrare le fila e non perdere troppo contatto. Per il momento Sesti Levante in vantaggio di circa un quarto di imbarcazione. Vi dicevamo che il vantaggio del Sesti Levante è sull'ordine di un quarto di imbarcazione e si mantiene tale. Chiavari non riesce a chiudere, mentre Sesti Levante prova addirittura ad incentivare la palata per meglio arrivare al primo giro di boa, quindi avere anche maggior vantaggio ed evitare guai maggiori in sede di virata, appunto la prima delle 3 da effettuarsi. Sesti Levante davanti a Chiavari. Ancora i ragazzi maglia biancorossa stanno scandendo un ritmo di palata veramente molto costante. Qualche difficoltà viene invece denotata dalla truppa di Chiavari, che evidentemente ha nelle sue fila qualche esordiente che deve ancora ottimizzarsi con il resto dei vogatori. Primo giro di boa, Sesti Levante al comando. Il vantaggio possiamo notare ancora sull'ordine di un quarto di imbarcazione. Dunque Sesti Levante su Chiavari al primo giro di boa. Buona riuscita di Sesti, qualche affanno patito invece da Chiavari, e quindi ne consegue che il Sesti Levante può incentivare il proprio vantaggio a scapito dei cugini chiavaresi. Ancora grazie alla Lega Navale Italiana di Sesti Levante, d'altronde come avevamo sottolineato, avendo solo 2 scafi in lizza, a meno che ambedue non si parifichino fin dall'avvio, è ovvio che magari uno rispetto all'altro ha maggior vigore, maggiore forza e anche maggior predominio. Ciò che sta avvenendo in questa finale junior, dove c'è Sesti Levante che ha chiaramente in mano la gara, e adesso il vantaggio è salito sull'ordine di 3 quarti di imbarcazione a scapito di Chiavari. Ancora Sesti Levante in dirittura del nostro operatore Giovanni Castello, quindi ha la perfetta visione di questo campo di gara che è mirabile nelle acque di Paraggi, peraltro raccolto in questa veramente abbacinante baia, e quindi ancora Sesti Levante che peraltro controlla a vista il possibile rinvenimento dei chiavaresi, che ci pare davvero ipotetico per il momento e nulla più. Ci sono peraltro ancora 2 giri di boa da effettuarsi e quindi nulla è compromesso, ancorché Chiavari dovrà migliorarsi nella propria palata e perché no sperare anche in un calo dei sestresi, i quali dall'avvio della finale hanno schiacciato veramente sull'acceleratore. Quindi ancora vedete come Sesti Levante stanno comandando molto bene. Sesti Levante su Chiavari, vantaggio immutato, nessuna al momento variazione anche di colpi di palata, quindi vediamo come i ragazzi della Bimari possono controllare agevolmente e con esso anche arrivare al secondo giro di boa con un saldo vantaggio. Alle spalle Chiavari prova in maniera molto caparbia a rinvenire, ma potete notare come il passo scandito dai sestresi sia differente da quello dei chiavaresi, e quindi per il momento possiamo dire che Sesti Levante ha ancora la gara saldamente nelle mani. Secondo giro di boa, Anna Ballero, la timoniera sestrese, guida da par suo l'equipaggio. Ottimo il secondo giro di boa. Vediamo Chiavari, deve stringere, abbandonare la bandierina e ripartire con buona lena se vuole sperare ancora in un minimo recupero. Difficoltà nel recupero della giusta traiettoria per quanto riguarda la formazione di Chiavari, ma ripetiamolo, ci sono senz'altro dei vogatori alle prime armi e quindi
può capitare che, specie nella prima prova ufficiale, si paghi dazio di tale inesperienza. Vedremo cosa avverrà poi domenica prossima a Rapallo, allorquando Sestri e Chiavari si ritroveranno in questa categoria. Per intanto Sestri Levante solitario, dominatore della finale categoria juniors. Informiamo che dopo questa ci sarà quella femminile, sarà molto combattuta perché là ci ritroveremo con 6 imbarcazioni e pertanto sarà davvero una sfida calda e sensuale, vista anche la bellezza delle atlete in lizza. Ma per il momento accontentiamoci di commentare la parte terminale della finale categoria juniors, laddove Sestri Levante ormai veleggia, se ci passate un termine inappropriato in questo caso, veleggia saldamente, con Chiavari che prova, perché no, a ridurre lo svantaggio per non finire, come si suol dire, ampiamente distaccato. Siamo ormai già quasi in dirittura di terza e ultima virata per i sestresi. A metà campo rimangono i chiavaresi del presidente Umberto Verna, i quali naturalmente che speravano magari di affrontare l'esordio nelle acque di Paraggi con maggiore risultato, maggiore proficuità, cosa che non è avvenuta, ma comunque certamente tutti voi saprete al momento del transito sulla linea del traguardo a offrire loro un applauso per la prova comunque offerta. Torniamo sui vincitori, possiamo dire quasi matematici, del Lega Navale Italiana Sestri Levante. Devono affrontare ancora una virata per poi reintrodursi nel canalone che li avvierà al traguardo. Eccoli i ragazzi della Bimari, ondeggiano un po', qualche onda galeotta assilla gli equipaggi al giro numero 3. Vediamo ancora Sestri Levante che stanno per ultimare la virata, stanno per meglio dire ad imbastirla, si preparano ad imbastirla ed ecco che girano Lega Navale Italiana di Sestri Levante, ancora un vantaggio che è sull'ordine quasi di un'imbarcazione. Attenzione, vedete come Sestri Levante sia già uscito, che Chiavari sta solo ora entrando in giro di boa, quindi è ovvio ed evidente che anche il morale, oltre a qualche errore di troppo commesso dai chiavaresi, incida su di loro e ciò anche determini una agevolazione ancor più chiara a favore dei ragazzi della Bimari, corsari sestresi, che naturalmente vanno ad inaugurare al meglio la propria stagione nell'ambito, in questo caso, della categoria junior. Abbiamo già avuto Sestri Levante protagonista nella categoria master, ma quella, come abbiamo già detto, è una gara semi-ufficiale. Quella ufficiale numero 1, la categoria junior, ripropone la Lega Navale Italiana di Sestri Levante come grande protagonista. Sestri Levante, vedete come ormai bada a rallentare i colpi, non è il caso di strafare, non è il caso di stancarsi ulteriormente. Netto il divario, Chiavari ce la sta mettendo tutta, grande buona volontà. La timoniera, in qualche modo, Alessia Benini, prova ancora a tirare sul morale ai suoi giovani compagni di squadra, ma è ovvio ed evidente che prima arriva al traguardo meglio è, perché naturalmente ci sarà da lavorare in casa Chiavari, parliamo ovviamente a livello di allenamenti, per preparare ancora più in maniera tornita e quindi più proficua la propria truppa. Lega Navale Italiana di Sestri Levante, ultime palate, quindi ci stiamo avvicinando al taglio della ipotetica linea del traguardo, accompagnate dal dolce visuale di molte fanciulle che sono praticamente discese quasi a mare per godersi lo spettacolo Remiro e con esso prendersi anche il debito sole. Orbene, arrivano ora i ragazzi della Sestri Levante, Lega Navale Italiana, la timoniera Anna Ballero, i vogatori Domenico Ballotta, Edoardo Cascino, Giobatta Bacigalupo, Daniele Pecci vanno ad aggiudicarsi la finale categoria juniores. Una vittoria mai stata in dubbio, una vittoria meritata. Sestri Levante dunque si aggiudica la finale juniores davanti a un pur volenteroso Lega Navale Italiana di Chiavari. Un applauso va rivolto anche alla timoniera Alessia Benini e ai suoi compagni di squadra Riccardo Suma, Federico Devoto, Diego Enrique e Francesco Romaggi. Lega Navale Italiana di Chiavari, seconda classificata. Prossima finale a breve, in partenza, quella categoria femminile, 6 equipaggi al via, uno spettacolo nello spettacolo, da non perdere.
Partita la finale categoria femminile con 6 armi in lizza. In acqua 1 il gruppo sportivo Agostino Motedo San Michele di Pagana equipaggio A con il timoniere Matteo Tassara, le vogatrici Chiara Maddalo, Sara Galli, Elena Maddalo e Deborah Pascale. In acqua numero 2 la formazione B del gruppo sportivo Agostino Motedo San Michele di Pagana con il timoniere Anton Franco Dalton, le vogatrici Camilla Poli, Maria Teresa Medone, Simona Ghigliotti e Anna Giosi. In acqua numero 3, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, la timoniera Pamela Trabucco, le vogatrici Serena Genitoni, Sara Solari, Anita Bacigalupo e Valentina Scalfi. In acqua numero 4, Lega Navale Italiana di Chiavari, la timoniera Elisabetta Pellerano, le vogatrici Susanna Nicolini, Alessia Benini, Francesco Levante e Victoria Kirsty Gillis. In acqua numero 5, Società Remira Gianni Figari, Santa Margherita Ligure, il timoniere Sebastiano Costantini, le vogatrici Sara Ambrosini, Martina Frattoni, Martina Pizzo, Silvia Simoni. Acqua numero 6, Lega Navale Italiana Sesti Levante, la timoniera Anna Ballero, le vogatrici Chiara Maria Solinas, Giulia Stagnaro, Cecilia Gianelli e Silvia Roncone. La partenza lancia e resta da parte dell'equipaggio A del Agostino Motedo San Michele di Pagana, mentre in acqua numero 5 sta proponendosi a Società Remira Gianni Figari Santa Margherita Ligure. La terza posizione al momento è appannaggio della Lega Navale Italiana di Sesti Levante, quindi a seguire la formazione B del San Michele di Pagana e ancora abbiamo la formazione della Lega Navale Italiana di Chiavari e a chiudere per il momento il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Grande velocità in partenza da parte di tutti e 6 gli scafi, si stanno già predisponendo all'avvicinamento alla prima delle 3 tornate di boa. La comanda in acqua 1 Agostino Motedo equipaggio A, ma in acqua 5 sta emergendo da par suo la Società Remira Gianni Figari Santa Margherita Ligure. Permane ancora stazionaria in terza posizione la Bimare, dunque Lega Navale Italiana di Sesti Levante, mentre prova la rimonta la formazione B dell'Agostino Motedo San Michele di Pagana. Chiudono per il momento il lotto dei concorrenti Chiavari in quinta posizione, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi in sesta. Primo dei 3 giri di boa, Società Remira Gianni Figari Santa Margherita Ligure precede di prua l'Agostino Motedo San Michele di Pagana equipaggio A, poi abbiamo l'entrata quasi in ex aequo con San Michele B che precede il Sesti Levante e a chiudere nell'ordine Chiavari e Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Quindi addirittura di prima tornata di boa la Società Remira Gianni Figari Santa Margherita Ligure è riuscita ad appropriarsi della leadership anticipando in entrata di virata appunto l'Agostino Motedo San Michele di Pagana equipaggio A. Difficoltà in uscita è per il San Michele A e per il Sesti Levante che si è allargato un po' troppo, quindi ha forse perso anche la posizione dominante. Ne deriva quindi che abbiamo una nuova situazione di classifica che viene ora a mettere in mostra al comando Società Remira Gianni Figari Santa Margherita Ligure, mentre la seconda posizione ora è acquisita dall'equipaggio B dell'Agostino Motedo San Michele di Pagana. Abbiamo sottolineato qualche difficoltà in uscita a parte della formazione A del gruppo biancoverde e ne ha subito colto un ottimo risultato proprio a favore la formazione B del sodalizio del presidente Silvano De Nicolai. Ne consegue quindi Santa Margherita Ligure al comando, secondo San Michele B, terzo è l'arma del San Michele A, ma attenzione perché avendo perso contatto anche il Sesti Levante e ora Chiavari con Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi che possono tornare in lizza. Abbiamo avuto già un ribaltone dopo il primo dei 3 giri di riboa, vedremo cosa accadrà nel proseguo di questa avvincente gara. Avevamo rimarcato come 6 equipaggi, erano molti anni che non si vedevano un numero così cospicuo di formazioni femminili al via nella prova di competenza nell'ambito di quelle di contorno del Palio Marinaro del Tigullio. Orbene, ecco che 6 equipaggi femminili si stanno dando una viva battaglia qui nelle acque di Paraggio all'esordio del Palio Marinaro del Tigullio 2018. Santa Margherita prova la rimonta, l'Agostino Motedo San Michele di Pagana equipaggio B, la terza posizione rimane ancora l'equipaggio A, poi abbiamo in risalita la formazione in acqua numero 3, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, quindi Chiavari Sesti Levante. Siamo prossimi al secondo dei 3 giri di boa, annoteremo dopo l'avvenuta virata dei San Margheritesi il loro vantaggio, in quale ordine di misura si possa catalogare sul San Michele B. Attenzione, Società Remira Gianni Figari Santa Margherita Ligure al comando anche della seconda virata, riprende il largo, attenzione perché c'è l'incrocio, dunque un'imbarcazione abbondante sul San Michele B. Santa Margherita ha avuto qualche affanno a abbandonare l'ultimo remo con la bandierina, ma comunque non ha perso nulla, una barca abbondante di vantaggio sul San Michele B. Attenzione sulla terza posizione, ci sono San Michele di Pagana A
che peraltro deve impostare ancora la virata. Alle sue spalle stanno rimontando sia le ragazze del Chiavari e del Sestri Levante. Dunque Lega Navale Italiana di Chiavari che è andata ad attaccare molto bene e sta insidiando la posizione ultima del podio, che al momento è a favore di Sestri Levante. Ancora una posizione di netto predominio, quello della Società Emilia Gianni Figari Santa Margherita Ligure, mentre vediamo che la formazione del Sestri Levante, che era stato primariamente in zona virtuosa, adesso ha dovuto recuperare ed è riuscito quantomeno a riappropriarsi della terza posizione, mentre cala molto il San Michele A e il Chiavari. Il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi da par suo prova, perché no, un recupero almeno della terza piazza, ma vediamo che dopo la seconda virata Pagano Dazio, Chiavari e San Michele A trovano nuova linfa le sestresi, davvero sembravano quasi sul di là di essere tagliate fuori, hanno saputo ritrovare il giusto passo grazie anche all'ottima guida della timoniera Anna Ballero, ed ecco che le ragazze della Bimare sono rientrate in lotta quantomeno per la seconda posizione, anche perché la leadership è indiscutibilmente nelle mani della Società Emilia Gianni Figari di Santa Margherita Ligure. Ancora vediamo in lontananza le ragazze del primo dirigente Luigi Figari che stanno controllando ciò che avviene alle sue spalle. Invero è una lotta tra San Michele B e Sestri Levante, mentre il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi potrebbe, l'ipotetico dubbio rimarrà fino a quel momento, trarre giovamento da eventuali defiance o del Sestri o del San Michele B all'ultimo giro di boa. Quindi nulla è ancora precluso alle Rapallesi, mentre ciò che ci pare di poter dire è ormai già stabilito è che Santa Margherita si è già aggiudicata la finale, perché ha oltre 3 imbarcazioni di vantaggio. Ancora Santa Margherita che gira saldamente, potremmo dire, come una sorta di allenamento e nulla più, al comando anche la terza e ultima virata. Attendiamo ciò che deriverà per quanto riguarda l'evolversi dell'ultima virata e del San Michele B e del Sestri Levante. Acqua 2 per San Michele di Pagana B, acqua numero 6 per Sestri Levante. Attendiamo, devono ancora avvicinarsi, questo per meglio identificare il netto divario che le separa dalla capolista Santa Margherita Ligure. Ballonzolano le Rapallesi sull'onda Galeotta, entrano in virata, quindi ancora seconda posizione per San Michele di Pagana e equipaggio B. Attendiamo ora Sestri Levante, alle sue spalle sta provando a rinvenire il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. La terza virata comunque dovrebbe vedere ancora le ragazze in maglia biancorossa mantenere l'ultimo gradino del podio, e vediamo infatti che così è. Attendiamo di vedere anche il vantaggio delle sestresi sul Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, sull'ordine di poco meno di mezza imbarcazione, ma comunque potrebbero resistere da lì fino al termine, quindi rimanere sul podio. Rinveniamo fino in cima, perché è ovvio ed evidente che un grande applauso accompagnerà coloro le quali hanno letteralmente dominato la finale categoria femminile, con Società Emilia Gianni Figari Santa Margherita Ligure che si sta imponendo alla grande. Non vi erano dubbi che le ragazze guidate in timoneria da Sebastiano Costantini avrebbero avuto già in partenza i favori del pronostico, ma era lecito, e infatti così è stato, attendersi una pronta replica delle altre tigulline. Così è stato, ma fino a un certo punto, perché poi, come avete potuto vedere, signore e signori, il netto divario che è andato a crearsi è frutto solo e unicamente della grande abilità al remo, oltre che del timoniere al timone, ovvio, grande abilità al remo delle ragazze in maglia bianco-blu. E quindi la finale della categoria femminile, la prima prova del 45esimo Palio Marinaro del Tigullio, gara di contorno, Società Emilia Gianni Figari Santa Margherita Ligure, una vittoria che più netta non si può, davvero una passeggiata gaudiosa e gaudente nelle acque paraggine. Prima Santa Margherita Ligure, attendiamo ciò che arriva alle spalle, c'è il San Michele B, formazione con Anton Franco Dalton in timoneria, che è riuscito dapprima a scavalcare la formazione A, che poi ha un po' mollato, come si suol dire, e poi a superare il Sestri Levante e rimanervi avanti. Quindi San Michele di Pagana e equipaggio B sta per andare, ancorché quasi sfinite le fanciulle maglie bianco-verde, a conseguire la piazza d'onore. Quindi seconda posizione
per la formazione dell'Agostino Moltedo San Michele di Pagana, equipaggio B. Mentre alle loro spalle ancora è viva il duello Sesti Levante contro Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, che sembrava nuovamente tagliato fuori, rinvenuto sulle biancorosse del Sesti Levante. Ultime battute, ancora c'è da raggiungere la boa dell'arrivo. Sesti sta tenendo duro sul rinvenimento diciamo così, il tour de force finale delle Rapallesi, che però non paga, quindi Sesti Levante chiude in terza posizione, precedendo il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, e dietro ad esse arrivano le ragazze dell'equipaggio A dell'Agostino Moltedo San Michele di Pagana. Ne deriva che le seste saranno le ragazze della Lega Navale Italiana di Chiavari, anche per loro qualche esordiente in barca. Quindi ordine d'arrivo, i nostri sono tutti ufficiosi, ma crediamo che verranno confermati pienamente dai giudici arbitri. Prima nella categoria femminile, Società Rimiera Gianni Figari Santa Margherita Ligure. Seconda, la formazione B del gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana. Terza, Lega Navale Italiana Sesti Levante. Quarto, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Quinto, equipaggio A dell'Agostino Moltedo San Michele di Pagana. Sesta, Lega Navale Italiana di Chiavari. A breve la finale categoria Seniores, prima della grande prova dei Gozzi in legno da 22 palmi, l'anima del palio marinaro. Attenzione, via! Partita la finale categoria Seniores, 3 gli armi in lizza, in acqua numero 1 il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, la timoniera Alice Chiarelli, i vogatori Andrea Vaccaro, Fabio Maschio, Filippo Montagna e Filippo Vaccaro. In acqua numero 2 il gruppo sportivo San Giorgio Portofino con la timoniera Giada Leonardini, i vogatori sono Battista Bruno Viviani, Matteo Viacava, Giovanni Viacava e Giorgio Gimelli. Acqua numero 3, Società Rimiera Gianni Figari Santa Margherita Ligure, il timoniere Lorenzo Caprile, i vogatori Giovanni Solari, Giambattista Figari, Alex Solari e Riccardo Altemani. Santa Margherita Ligure in acqua numero 3, maglia bianco-blu, opposta ai nero-rossi del gruppo sportivo San Giorgio Portofino e ai blu notte con striscia verde laterale del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Da subito Santa Margherita si impone al comando, ma Portofino è in scia. Vediamo che qualche corrente marina si un po' va a increspare il mare là ai giri di boa, vedremo cosa deriverà in occasione delle tornate. Al comando Santa Margherita Ligure con Portofino più indietro, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, ma comunque il cammino è lungo e pertanto nulla è deciso, almeno non come è accaduto nella precedente prova. Santa Margherita Ligure con la formazione che praticamente ha vinto i campionati italiani ultimi e quindi molto molto forte sotto tutti i punti di vista. Non di meno peraltro è la formazione del sodalizio organizzatore delle prove odierne, cioè il gruppo sportivo San Giorgio Portofino, che naturalmente nelle acque di Paraggi proverà a rendere molto molto difficile la vita ai sammargheritesi. Da par loro, come terzo incomodo, perché no, i rapallesi del Circolo Pescatori Dilettanti, i quali naturalmente si ritrovano innanzi due compagini molto forti, molto agguerrite e quindi sarà molto difficile mantenere lo stesso ritmo. Per intanto al giro di boa Santa Margherita di un'incollatura su Portofino e poco più indietro, ma davvero poco più indietro, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. L'uscita di virata Santa Margherita è perfetta, si è un po' andata a defilare sulla destra la truppa portofinese che adesso ha ritrovato la giusta traiettoria. Terza posizione permane ancora quella del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Quindi Portofino che prova il primo attacco diretto sulla Società Rimiera Gianni Figari Santa Margherita Ligure. Vediamo che tuttavia i ragazzi guidati da Lorenzo Caprile, maglia bianco-blu, non paiono aver sofferto oltre misura questo invero timido tentativo portato dai cugini portofinesi. Permangono avanti con circa poco meno di un quarto di imbarcazione di vantaggio, mentre il distacco dei rapallesi del Circolo Pescatori Dilettanti dal Portofino, secondo al momento in classifica, è sull'ordine di mezza imbarcazione. Ritorniamo innanzi, Santa Margherita ancora capeggia ma senza sforzarsi oltre misura.
o in maniera molto oculata la truppa guidata da Lorenzo Caprile sta mantenendo un ritmo costante ma senza strafare, anche perché ovviamente avendo un avversario di cotanto valore che risponde a nome di Portofino, eventuali defaillance ai giri di boa potrebbero essere letali per la finale di questa prova. Ancora Santa Margherita, vedete come davvero il distacco dalla compagine Sita nel mezzo del campo di gara, ovvero Portofino, è ridotto a un quarto di imbarcazione, mentre prova a fare il capolino da par suo il circolo pescatori dilettanti rapallesi. Nell'acqua più interna rispetto al nostro campo visivo, anche quello della telecamera di Giovanni Castello per Teleradio Pace, che riprende l'intero programma di gare, orbene, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi ha trovato il coraggio, perché no, se ci prova Portofino ci provo anch'io, ed ecco che Santa Margherita comanda sì, ma si ritrova con Portofino e Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi alle spalle, in prossimità del secondo giro di boa. Santa Margherita ancora al comando, attendiamo la seconda prua, quella del Portofino, circa poco meno di mezza imbarcazione di distacco, un quarto di distacco invece di imbarcazione da Portofino per il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, e riprendono in largo le tre formazioni impegnate nella finale categoria senior verso l'ultima virata di boa. Uscita perfetta di Santa Margherita che ne ha tratto giovamento. L'uscita veloce della truppa sammargheritese ha consentito a questa di incrementare, ancorché non di molto, ma quel che è giusto, sottolineare il vantaggio che è andato a rimpinguarsi per Santa Margherita a scapito e di Portofino e del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Ambedue questi scafi, in vero, non hanno goduto di una ottima uscita di virata alla numero 2 delle tornate in lizza. Ritroviamo dunque Santa Margherita adesso più tranquillo. Non aveva il fiato addosso né del Portofino né dei Rapallesi, tuttavia c'è ancora un teatro di mare da percorrere prima di soggiungere all'ultima virata e poi naturalmente non ci si può permettere alcun errore né in entrata né tantomeno in uscita, perché Portofino e Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi incombono sempre alle spalle di coloro i quali sono capilista in questa finale categoria senior. Dunque Portofino, che aveva trovato il passo cadenzato giusto, poi ha un po' mollato, e a sua volta il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi aveva saputo arrivare in scia ai portofinesi. Tutto è andato a farsi benedire, come si suol dire, perché in uscita di virata numero 2 Santa Margherita ha aumentato in maniera sempre più chiara e netta il ritmo di parata. Portofino e Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, in vero, sono rimasti costanti nel loro numero e quindi hanno cominciato a perdere metri, e anche mezzo imbarcazione, mezza oggi, mezza domani. Ne deriva quindi che Portofino è in difficoltà come Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi e Santa Margherita Ligure gode ora di un vantaggio letteralmente tranquillizzante. Terza e ultima virata di boa per la categoria seniores, Santa Margherita Ligure, Società Remira, Gianni Figari al comando, e sicuramente andrà a incrociare uno dei suoi avversari, non Portofino che sta arrivando in entrata, e anche il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Quindi Santa Margherita, che ha 3/4 di imbarcazione di vantaggio su Portofino, un'imbarcazione piena sul Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, hanno ripreso la via verso l'arrivo, verso il traguardo, tutti e tre gli scafi in lizza. Santa Margherita è un poco distorta come impostazione di traiettoria, non se ne sono resi conto al momento i ragazzi maglia bianco-blu, lo fanno in questo istante. L'uscita di virata era stata perfetta, poi in vero i ragazzi guidati da Lorenzo Caprile non hanno mantenuto la giusta traiettoria come gli si doveva, l'hanno recuperata solo ora, ma alle loro spalle né Portofino né Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi ne hanno saputo approfittare. Società Remira Gianni Figari Santa Margherita Ligure dunque che mantiene il comando fin qui acquisito. Ricordiamo, eravamo sull'ordine di 3/4 imbarcazione su Portofino, un'imbarcazione abbondante su Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Ancora i bianco-blu della Figari Santa Margherita, ricordiamolo, campioni d'Italia, quindi non sono neanche di primo pelo, ma hanno già tanti trofei nelle proprie bacheche, che veramente riuscire a batterli una volta è una sfida a dir poco clamorosa. Per oggi mi pare di poter dire nessuno
riuscirà a mettere la prua innanzi a Lorenzo Caprile, ad Alex Solari, a Giovanni Solari, a Riccardo Altemani e con loro anche a Giambattista Figari. Tuttavia vedremo cosa avverrà domenica prossima. Per intanto, fasi conclusive della finale categoria Seniores. Società Emira, Gianni Figari, Santa Margherita Ligure al comando, con un'imbarcazione ora sì abbondante in vantaggio sul gruppo sportivo San Giorgio Portofino, alle cui spalle prova ancora a recuperare, ma è davvero difficoltosa l'opera perché la stanchezza si fa sentire, il circolo pescatori dilettanti rapallesi. Ma nel frattempo, lode e applauso, Società Emira, Gianni Figari, Santa Margherita Ligure, prima classificata categoria senior. Poi è la volta del gruppo sportivo San Giorgio Portofino che riesce a salire sul secondo gradino del podio, relegando pertanto all'ultimo dietro di esso, quindi medaglia di bronzo ipotetica, il circolo pescatori dilettanti rapallesi. Quindi ordine d'arrivo della finale senior: primo Santa Margherita Ligure, secondo Portofino, terzo circolo pescatori dilettanti rapallesi, e fra 10 minuti in acqua la storia del palio, i mitici gozzi in legno da 22 palmi, 4 vogatori più il timoniere, che costituiscono l'essenza del palio marinario del Tigullio, l'anima, ciò che veramente vale per il palio marinario del Tigullio fin dal 1936, con la nuova era dal 1974, grandi emozioni, grande spettacolo Remiro, Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Zoagli, San Michele di Pagana, Portofino, gli equipaggi in lizza per la finale gozzi in legno, prima prova 45esimo palio marinario del Tigullio, fra 10 minuti in partenza. Partita la finale gozzi in legno da 22 palmi, un po' tormentata in vero l'allineamento, ma tuttavia sono già i protagonisti in mare con questi mitici gozzi in legno da 22 palmi e 4 vogatori e timoniere a comporre l'equipaggio. In acqua numero 1 campioni in carica o campioni uscenti che dir si voglia del gruppo sportivo San Giorgio Portofino, la timoniera Giada Leonardini, i vogatori Antonio Schiappacasse, Enrico Bavestello, Matteo Ardito e Sebastiano Costa. In acqua numero 2 la compagine che rappresenta Zoagli, è un prestito dell'Agostino Motedo San Michele ma corre in nome e per titolo di Zoagli, con Chiara Maddalo al timone, Lorenzo Quintieri, Gabriele Genovesi, Limoni Eno e Gazman Abedini ai remi. In acqua numero 3 la compagine della Lega Navale Italiana di Sestri Levante con la timoniera Anna Ballero, i vogatori Antonio Sanguinetti, Filippo Franchini, Andrea Bo e Luca Malavasi. Acqua numero 4 Lega Navale Italiana di Chiavari, Sofia Fabiani al timone, Marco Rocca, Emiliano Sainato, Isidoro Zappalà e Andrea Nardini ai remi. Acqua numero 5 compagnia Remiera Lavagnese, il timoniere Diego Boggiano, i vogatori Massimo Edera, Giorgio Forni, Emanuele Capuzzo e Luigi Sambuceti. E infine acqua 6, gruppo sportivo Agostino Motedo San Michele di Pagana, il timoniere Matteo Tassara, i vogatori Matteo Colombini, Francesco Ferrari, Anton Franco Dalton e Simone Alessio. Tentativo iniziale operato dal Portofino contenuto da San Michele in acqua 6, poi vediamo un ordine ancora piuttosto difficile da decifrare appieno. Comunque San Michele Portofino, poi ci pare di poter riscontrare l'armo del Sestri Levante con Lavagna, quindi Zoagli e Chiavari a chiudere. Molto provvisoria la situazione, anche perché i 6 equipaggi devono ancora avvicinarsi al primo giro di boa. Vediamo comunque che San Michele di Pagana in acqua 6 ha un lievissimo vantaggio sul Portofino, il quale sta già imbastendo, così come San Michele e il giro di boa. Quindi entrano quasi in simultanea San Michele e Portofino. Poi alle loro spalle annotiamo un'altra entrata abbastanza accomunata, quella tra Zoagli e Sestri Levante, con Sestri Levante innanzi ai zoagliesi, quindi Lavagna permane in sesta piazza Chiavari. Quindi San Michele e Portofino sono praticamente appaiati in entrata di virata numero 1 e altrettanto dicasi in uscita dalla medesima, mentre per terza posizione è un interessante duello, quello che si è venuto a creare tra Zoagli in acqua numero 2, in acqua numero 1 e in acqua numero 4, quello di Sestri. Quindi San Michele, che al momento è in lotta con Portofino,
acqua numero 6 per San Michele contro Portofino, acqua numero 1, poi abbiamo il duello Zoagli Sestri e sta cercando di entrare nel lotto dei migliori anche Lavagna in acqua numero 5, mentre permane un poco più indietro Chiavari in acqua 4. Aumenta il ritmo di parata di Portofino, attenzione, incrementato il ritmo di parata da Portofino e altrettanto dicasi da Zoagli che va addirittura ad insidiare San Michele. Ricordiamo che su Zoagli voga una compagine, un secondo equipaggio dell'Agostino Moteto San Michele, quindi sarebbe il colmo se l'equipaggio B, definiamo del San Michele, su Zoagli avesse poi la meglio sui fratelli dell'equipaggio A. Ma comunque Portofino al comando con Zoagli, San Michele, Sestri Levante, Lavagna e Chiavari nell'ordine. E Sestri Levante, l'anno scorso autentica sorpresa nel mini palio che si disputò edizione 2017, giunse secondo al termine delle 2 prove disputate, in classifica generale la truppa della Bimare. Orbene, Sestri Levante adesso sta cercando di recuperare perché effettivamente il San Michele ha un po' perso colpi, mentre sta incedendo in maniera sempre più caparbia il Zoagli, a scapito del Portofino che deve mantenere un ritmo alto per evitare possibili rinvenimenti totali dei gialli del Zoagli. Siamo in prossimità del secondo dei 3 giri di boa, ancora Portofino, occhiata lunga a constatare il distacco che lo separa dal San Michele, primo avversario diretto anche per la conquista del titolo. Ancora Portofino, San Michele, Zoagli, Sestri Levante, Lavagna e Chiavari molto distaccato al momento. Attenzione, si va per imbastire il secondo giro di boa, vanno ad allargarsi i portofinesi, ma attenzione perché lo fa anche Zoagli e San Michele. Attenzione, San Michele la prua innanzi a Portofino, proprio in dirittura di virata numero 2. San Michele è riuscito a porre la prua innanzi a Portofino, il quale è scavalcato anche da Zoagli. Poi la seconda virata di Sestri e Lavagna con Chiavari che sta incrociando in un'uscita Lavagna. La Chiavari deve ancora entrare, sbaglia la corsia Chiavari, attenzione, c'è il rischio di contatto, ha sbagliato la traiettoria di corsia Chiavari, fortunatamente non c'è stato il contatto. Risaliamo la china, sesto Chiavari, quinto Lavagna, quarto Sestri Levante. E adesso Portofino ha perso e come in uscita di virata numero 2, ne ha tratto giovamento totale Zoagli, ma anche San Michele in acqua più esterna. Ricordiamo San Michele che proprio in dirittura, o per meglio dire in entrata di virata, è riuscita ad anteporre la propria prua a quella del Portofino. Portofino che ha pagato dicevamo anche un errore evidentemente in uscita, morale che Zoagli gli si è anteposto, e abbiamo San Michele, Zoagli, Portofino. Sestri Levante sta cercando di recuperare, ma è ancora distante più di mezza imbarcazione dal Portofino, mentre Lavagna e Chiavari praticamente sono abbastanza distaccate, specie i chiavaresi, ma anche Lavagna al momento non è in grado di poter sopperire al divario che lo separa da Sestri Levante. Ritorniamo ancora in vetta, San Michele che adesso ha preso le redini della gara, in prossimità del terzo e ultimo giro di boa. San Michele, Zoagli, o San Michele B che dir si voglia, Portofino, Sestri Levante, ed è Sestri Levante quello che potrebbe ancora fornire qualche sorpresa, perché no, dopo il terzo e ultimo giro di boa. Constateremo a breve ciò che deriverà dall'ultima virata al largo. San Michele acqua numero 6, Zoagli acqua numero 2, Portofino acqua numero 1, Sestri Levante acqua numero 3. Questi i protagonisti in questa parte conclusiva della finale, la prima prova del palio marinario edizione 2018. San Michele contro Zoagli, praticamente una lotta, un allenamento in famiglia. Attenzione, attendiamo di vedere la prua, come e quando verrà posta dall'uno o dall'altro, e attenzione che ballano alquanto le barche San Michele, Portofino, Zoagli. Portofino quantomeno è riuscito a recuperare la seconda posizione, quindi abbiamo una nuova posizione di classifica dietro a San Michele, via Portofino, poi Zoagli, quindi Sestri Levante che ultima la virata in questo istante, Lavagna che vi sta addivenendo ora e Chiavari che è molto distaccato. Quindi ci ritroviamo nell'ultimo tratto di mare, quindi a breve arriveremo al traguardo. San Michele esiguo ma ancora utile vantaggio a scapito di Portofino. Ha perso un attimo contatto Zoagli e attenzione perché alle spalle di Zoagli potrebbe rinvenire Sestri Levante.
distaccati ormai definitivamente Lavagna e Chiavari. Rinveniamo ancora in cima, Acqua 1, Portofino, Acqua 6, San Michele, questo è il duello per la vittoria odierna, con un alternarsi in vero di vicende al comando, Portofino all'inizio, poi un breve interregno di Zoagli e successivamente San Michele e ancora San Michele e Portofino che parrebbero quasi sulla stessa linea, ancorché la nostra visuale non ci consenta di delineare al meglio l'eventuale distacco a favore dell'uno o dell'altro, ma è certo il fatto che tra San Michele e Portofino a rompere le uova nel paniere ci sta pensando in piena libertà Zoagli. È Zoagli che potrebbe davvero sovvertire ogni più rosea previsione. Portofino credeva di esserselo scrollato di torno dopo il terzo e ultimo giro di bola, dove effettivamente i ragazzi del presidente Walter Giovannini, campioni uscenti, avevano saputo ottimizzare meglio l'uscita, mentre Zoagli pareva in difficoltà. Adesso Zoagli ci prova ancora, indomito, e d'altronde da par loro non vogliono risultare inferiori ai fratelli del San Michele, vero e proprio, maglia bianco-verde Acqua 6, e vedete che stanno dando veramente fondo a un attacco continuato. San Michele deve stare attento perché veramente Zoagli potrebbe inserirsi all'ultimo istante addirittura d'arrivo. Portofino, un'occhiata laterale su San Michele, è il duello tra queste due armi, ma c'è Zoagli ancora che potrebbe entrare in mezzo. Portofino sta cercando di resistere con la timoniera Giada Leonardini che sta mantenendo alto il ritmo di palata. Portofino, San Michele, Zoagli, tre armi e poche battute dal termine. Abbiamo Portofino con Zoagli ancora in monta su San Michele, attenzione, San Michele, poi abbiamo Portofino con Zoagli, vediamo perché dovrebbe essere uscito Zoagli, vedremo l'ordine d'arrivo, mentre poi c'è Sestri Levante, Lavagna e Chiavari, un arrivo davvero al cardiopalma, l'avevamo rimarcato, avevamo testardamente insistito, Zoagli è andato veramente non solo a insidiare la seconda posizione, che poi si è fatta propria, ma addirittura la leadership del San Michele, davvero un arrivo al fulmicotone. San Michele ha penato e come la vittoria odierna, e non se la dimenticherà la truppa del presidente De Nicolai, perché i fratelli dell'equipaggio B, quelli che oggi corrono in nome e per titolo di Zoagli, hanno veramente sfoderato una grande prestazione. San Michele e Portofino sono le candidate alla vittoria finale, ma attenzione perché da oggi e domenica prossima ci aspettiamo la conferma di ciò, ci sarà anche Zoagli nel mezzo. Attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale, quello ufficioso, per quanto riguarda ciò che abbiamo visto noi dalla nostra postazione: primo San Michele, secondo Zoagli, terzo Portofino, quarto Sestri Levante, quinto Lavagna e sesto Chiavari. Ovviamente attendiamo un attimo l'ordine d'arrivo ufficiale che ci verrà consegnato dal primo arbitro Daniela Barabino. A breve per l'ordine d'arrivo ufficiale, poi la premiazione di giornata in piazzetta Portofino. Ma per intanto attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale. Allora, signore e signori, buona serata, benvenuti in piazzetta Portofino, il culmine della giornata odierna che va appunto con la consegna dei premi agli armi che si sono distinti e soprattutto che sono riusciti a giungere sul podio nelle varie categorie nell'ambito della prima prova del 45esimo Palio Marinaro del Tigullio, 59esimo della sua lunga storia. L'edizione 2018 ha regalato grandi emozioni nelle acque di Paraggi, organizzazione mirabile a cura di Walter Giovannini per il gruppo sportivo San Giorgio Portofino, e altrettanto dicasi per quanto riguarda le atlete soprattutto e gli atleti che si sono dati battaglia con grande vigoria nelle acque appunto paraggine all'esordio stagionale 2018 per il Palio Marinaro. Naturalmente la nostra premiazione è abbastanza sottile, abbastanza liscia, va via col vento, anche perché voglio ricordare odierna era la prima prova delle 3 preparatorie, la seconda domenica prossima 24 giugno a Rapallo, la terza il 1 luglio a Zoagli, preparatorie prima del gran finale, quella che decreterà il vincitore del Palio Marinaro 2018 e che avrà
il suo denominatore comune in Zoagli, ancora una volta, domenica 22 luglio. In quella calda domenica, molto calda, assisteremo dapprima alla finale vera e propria dei Gozzi in Legno da 22 palmi, l'anima del Palio Marinario del Tigullio. Poi vi sarà la rievocazione storica del palio del 936, che io mi ricordo brillantemente, ebbene poi la premiazione finale. Quindi Zoagli sarà protagonista 2 volte, la seconda in toto tutto il pomeriggio, e in quell'occasione ci sarà anche abbinamento della Beach Parade, quindi un pomeriggio da non perdere per le vogatrici, soprattutto anche per i vogatori e per tutte coloro le quali e i quali sono appassionati del canottaggio a sedile fisso. Naturalmente, prima di aprire in poche parole, dare il via libera alla premiazione odierna, convoco accanto a me la avvenente, come al solito molto trascinante anch'ella come emozioni, Associazione Amatori Palio del Tigullio, presidentessa Carolina Birindelli. Grazie. Direi che questa giornata che si è conclusa è stata una giornata molto bella, il tempo ci ha aiutato, il mare era buono ed è stata una gara molto sentita, perché anche il Gozzo 22 Palmi è stato fino all'ultimo, diciamo, un'incognita su chi avrebbe tagliato per primo il traguardo, quindi equipaggi preparatissimi, grande entusiasmo, e siamo molto soddisfatti di tutto ciò. Quindi grazie anche all'organizzazione, che è stata molto difficoltosa, ci tengo a dirlo, per cui grazie a San Giorgio Portofino, che ha eccellentemente organizzato la manifestazione, e quindi adesso dobbiamo solo che premiare i ragazzi che sono i veri protagonisti del palio. E la congediamo un attimo, perché non sarà lei, come di consueto, ad aprire le premiazioni odierne, ma chiamiamo, nell'ambito della premiazione della categoria juniores, iniziamo con i juniores, perché poi dai giovanissimi a quelli che si faranno, poi passeremo a quelli che si sono già fatti tanto, si sono rotti la schiena, quindi i master. Rovesciamo la scaletta, quindi prima gli junior, anche perché purtroppo erano solo 2 equipaggi. E allora, a premiare il secondo classificato, convoco accanto a me il presidente del gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana, Silvano De Nicolai. Quindi, cortesemente, sarà lui a premiare il secondo classificato dei giovani. Lei è stato giovane, è stato un campione da giovane, grazie per la penna, grazie, dicevo, lei è stato campione da giovane, adesso prova a mantenersi in forma. Oggi non è andata bene, diciamo la verità, ma poi ci parleremo sopra dopo. Silvano De Nicolai, a lei il compito, l'onore e l'onere di premiare Armo, secondo classificato, categoria juniores, ovvero Lega Navale Italiana Chiavari. Quindi i ragazzi della Chiavari che stanno giungendo alle nostre spalle, abbiamo una rappresentanza minima, anche perché doverosamente c'erano anche i gozzi da riportare a casa, quindi hanno mandato i 2 più giovani ancora possibile per ricevere coppe e medaglie. La Lega Navale Italiana Chiavari, che ha combattuto, ha provato a dare, come si suol dire, il filo da torcere a coloro i quali poi si sono aggiudicati la categoria, ma è stato davvero difficile. Ne arrivano altri 2, benissimo. La parte migliore dell'equipaggio, ovvero la timoniera, è assente, come al solito. Rimanga accanto a noi, naturalmente le riprese a cura di Giovanni Castello per Teleradio Pace. Vi ricordo che Teleradio Pace manderà in onda martedì sera sul canale 85, Teleradio Pace 2, l'inaugurazione, quella che abbiamo effettuato ieri a Portofino, mentre giovedì sera, ore 20:50, sempre Teleradio Pace 2, canale 85, l'intera giornata di prove odierne con premiazione annessa. Lega Navale Italiana di Chiavari, qui mi boicottano in tutti i modi. Lega Navale Italiana di Chiavari, seconda classificata categoria junior, complimenti. Concediamo. Bene, per la premiazione dei primi del Sesti Levante, che appunto dicevamo sono il futuro del palio, in questo caso per la Bimare, chiamo un tra virgolette vecchio appassionato di palio marinaro. Ho avuto il piacere di conoscerlo quando era ancora giovanissimo, che seguiva le gare del palio da appassionato, non diciamo per quale squadra faceva il tifo. Adesso diciamo che si gode la pensione e si è venuto a guardare le gare di paraggi. Quindi, visto che lui ha guardato, adesso deve premiare. Mi pare giusto, dottor Angelo Bottino, grande appassionato di palio marinaro. Mi sembra giusto che dal passato al futuro facciamo questo trade union, e io coinvolgo amabilmente il dottor Bottino perché sinceramente l'ho avuto varie volte al fianco in tutti questi lunghi anni di carriera personale, quindi mi pare giusto che sia lei a premiare l'Armo, che si aggiudica nelle acque di paraggi la categoria junior. Armo, primo classificato, Lega Navale Italiana Sesti Levante. I ragazzi di Fabio Quadri
schieratevi la coppa e adesso bisogna andare a cercare qual è quella giusta, se ci viene incontro magari il dirigente del Portofino che ci può dare la dritta, ecco che arriva la signorina, graditissima presenza in questo cumulo di maschiacci, ancorché abbiano una valida timoniera i sestesi, e lo ha dimostrato perché effettivamente i ragazzi della Lega Navale Italiana di Sesti Levante all'inizio erano praticamente in coabitazione con Chiavari, poi hanno saputo prendere il largo e grazie anche alla mirabilia di Anna Ballero al timone hanno saputo conquistare l'affermazione, anche perché i giocatori sono giovani, quindi non si possono caricare di responsabilità, e poi diciamo che se Anna Ballero urla loro devono obbedire e basta. Ecco, complimenti. Lega Navale Italiana Sesti Levante, primi classificati categoria juniores. Grazie. Parlavamo di master. Presidentessa dell'Associazione Amatori Palio del Tigullio, Carolina Birindelli, qui sì che la coinvolgo. I master, appunto, coloro i quali si vogliono ancora in maniera spregiudicata, più o meno, con qualche chilo in più, qualche capello, tanti in meno, darsi battaglia per quanto riguarda i gozzi in vettoresina. Ebbene, ne abbiamo 3 anche quest'anno, è stata una bella sfida. 2 armi si sono messi in mostra chiaramente, il terzo si farà, anzi si rifarà domenica prossima. E quindi Carolina Birindelli, presidente dell'Associazione Amatori Palio del Tigullio, premia l'Armo terzo classificato categoria Master, gruppo sportivo Agostino Moltelo San Michele di Pagana. Portano il timoniere giovane della serie. Abbiamo qualche dolorino, meno male che c'è il timoniere, è veramente meno male, perché se no non sarebbero neanche arrivati a traguardo, perché all'ultimo giro di boa loro erano intenzionati a tirare dritto per rientrare in porto, ma il timoniere astutamente li ha fatti girare e li ha portati al traguardo. Comunque sia, sono chiamati già al riscatto domenica nelle acque di casa, perché ci saranno tutti i tifosi che aspetteranno che scendano dalla barca se non va come deve andare. Terzi classificati, gruppo sportivo Agostino Moltelo San Michele di Pagana Master, grazie Presidente. E dal Presidente al Vicepresidente dell'Associazione Amatori Palio del Tigullio, Fabio Quadri, cortesemente, accanto a me Fabio Quadri, grazie. Abbiamo a me la valletta affascinante, è bellissima, quindi va benissimo. Fabio Quadri premia l'Armo secondo classificato categoria Master, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Già, meno male. Sono arrivati i secondi? Già, li brucia un po'. Ma d'altronde dovete darci sotto. Che diavolo. Fate sgolare la timoniera Valentina Scalfi, poi al piccolo trotto negli ultimi metri. Ma bisogna un po' dare... lo so, le lasagne, ho sempre detto, di domenica mangiate un brodo di pollo, tanto, bevete tanto, che fa bene, liquidi, e basta. Vicepresidente e dell'Associazione Amatori Palio del Tigullio e della Lega Navale Italiana di Sesti Levante, Fabio Quadri. La coppa a lei. Immagini, eventuali fotografie, naturalmente. Perché in piazzetta, quella è. Secondi classificati, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, categoria Master. Concediamo. Dottoressa Emanuela Morabito. Finalmente, l'abbiamo. Finalmente. Allora, lei prenda pure la coppa perché stavolta è la sua, tutta sua. A noi fa piacere avere una bella presenza femminile, non sempre i soliti sindaci o assessori maschi, uffa. Dunque, a lei l'onore e il piacere di premiare l'Armo primo classificato categoria Master, signori, Lega Navale Italiana Sesti Levante. Arrivano da lontano, una parte comunque copiosa, volgersi verso la telecamera naturalmente. Ecco, si volga verso la telecamera e telepace, rimanete ben impressi. Naturalmente ci sarà un sole radioso dove vi è la dottoressa Morabito, poi tutta una macchia nera, ma comunque l'importante è che ci sia il rappresentante del Comune di Portofino, che ringraziamo anche per l'ospitalità e di ieri e di oggi. Ancora 2 riprese, poi naturalmente vi congediamo. Lei rimanga comunque nei pressi. Sì, grazie signori. Grazie, concediamo. Lega Navale Italiana Sesti Levante dunque si accaparra il titolo nella categoria senior, nella categoria master,
dopo quella categoria junior. Quindi, sì, benissimo. Passiamo alla categoria senior, questa volta sì. Richiamo a me, guarda caso, Quadri, Fabio Quadri, vicepresidente Associazione Natori Palio del Tigullio, perché tocca a lui, cioè premiare l'Armo terzo classificato nella categoria senior su gozzo in vettoresina, ovvero Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Ecco che arrivano con mascotte, timoniera, mascotte, 2 mascotte. Sei il terzo timoniere, benissimo. Poi vi portate telecamera e anche verso la nostra fotografa Anna Sciacca. Quindi mi raccomando, timoniere prima di tutto. Terzo classificato, bravo. Ricordiamo naturalmente, nel mentre Fabio Quadri consegna medaglie e coppa, che anche quest'anno l'Associazione Natori Palio del Tigullio ha come valente ausilio per l'organizzazione della manifestazione tutta la Tigullio Wedding Events di Barbara Possagnolo e come diciamo aiuto anche esterno 2 sponsor, la Duferco Energia e l'agenzia di Rapallo della Unipol a cura di Andrea Annichiarico. Naturalmente grazie alla Tigullio Wedding Events, grazie alla Duferco Energia e anche all'agenzia di Rapallo Andrea Annichiarico dell'Unipol per l'ausilio fornito. Nel mentre complimenti, grazie, anche le foto penso che sia stata fatta. Nuovamente, non voglio fargli perdere il vizio di premiare, presidente del gruppo sportivo Agostino Motello San Michele di Pagana, Silvano De Nicolai, gentilmente nuovamente a me, se lo ritroviamo. Grazie. Lei premia il secondo classificato nella categoria senior. E in tal senso si gioca in casa, signori, Armo secondo classificato, gruppo sportivo San Giorgio Portofino. Mi raccomando, volgersi verso telecamera e fotografie anche. Timoniera e vogatori del San Giorgio Portofino. Secondi classificati nella categoria seniores. Si sono intrecciate non le diti, ma le medaglie. Ecco, facciamo, se le accaparra tutte lui, poi stasera vi divertite a scollinare le varie medaglie. Rimettersi verso ripresa di telecamera di fotografia di rito. Gruppo sportivo San Giorgio Portofino, sodalizio che ha organizzato da 2 giorni Remira a Paraggi e in piazzetta, secondi classificati in categoria senior. Grazie e complimenti. Chiamo a me il comandante Franco Gimelli. Allora, comandante Franco Gimelli, Giovannini, dov'è il comandante Gimelli? E qua si fa 2. Vediamo se arriva. Un attimo solo perché dobbiamo premiare i primi classificati, allora abbiniamo doverosamente un'autorità come si confà in determinate situazioni. Prego comandante Franco Gimelli, a lei l'onore di premiare l'Armo primo classificato nella categoria senior, ovvero Società Remira Gianni Figari Santa Margherita Ligure. Abbiamo perso la balletta, adesso vedere la coppa. Società Remira Gianni Figari, quindi schieratevi pure, volgersi verso la telecamera, prego. Prego ragazzi, Società Remira Gianni Figari si è aggiudicata la finale. Prego, sì, ai vogatori, prego, uno per uno. Noi abbiamo alcune vecchie conoscenze, li abbiamo visti crescere e uno era un bambino all'epoca, adesso è un barbuto, non ci sente perché è un po' sordo il fratello. No, lei, l'altro, il fratello. Parlavamo di lei, Giovanni Solari, infatti, anche di Alex. Comunque, sì, no, ma noi parlavamo dei fratelli Solari perché eravamo, ma non sappiamo quale sia, non lo sappiamo. Probabilmente sì, negli anni che furono.
Quest'anno però, almeno in data odierna, è la Società Emilia Gianni Figari la migliore sul campo, categoria senior. E andiamo, anzi un attimino, ancora una ripresa televisiva perché poi abbiamo la premiazione che molti vorrebbero essere protagonisti loro a consegnare, non è possibile. Categoria femminile. Chiamo accanto a me Giovanbattista Nicolini, vicepresidente della Lega Navale Italiana di Chiavari, se lo abbiamo in loco. Nicolini arriva, bene. Premierà il terzo classificato nella categoria femminile, quindi vediamo quale, penso che sia, ecco la dottoressa Morabito che provvede. Terza classificata nella categoria femminile, Lega Navale Italiana Sesti Levante. Sono state la sorpresa della giornata, sì vabbè ai master, sì vabbè ai junior, ma volete mettere le corsarie della Bimare al femminile? Che diavolo. Erano anni che non vedevamo delle fanciulle virtuose e affascinanti in quel di Sestri, ricordiamo ancora i mitici equipaggi della Bimare. Diciamo che le eredi sono già ben inquadrate, dal lato tecnico ovviamente, si sanno ben destreggiare ai remi e al timone, quindi davvero sono partite col piede buono, col piede giusto le ragazze del presidente, del vicepresidente Quadri, che me lo ricordo meglio, però devo dire che Sesti Levante davvero hanno saputo essere protagoniste e non era facile, 6 armi in lizza, sono giunte terze, poi domenica prossima a Rapallo dovranno cercare di migliorarsi perché in classifica adesso anche per loro i punti saranno importanti. Lega Navale Italiana Sesti Levante, terze classificate categoria femminile. Presidente del gruppo sportivo San Giorgio Portofino, Walter Giovannini. D'altronde, anche se la moglie poi lo verrà a sapere, pazienza, gambizzato una volta, gambizzato due, si accomodi, deve premiare, dove va? Deve prendersi la coppa, la coppa, deve prendersi la coppa del secondo classificato femminile, ovvero l'equipaggio B del gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana. Equipaggio B perché aveva 2 formazioni, A e B, quindi noi preferiamo l'equipaggio al femminile completo, c'è il timoniere maschio, faremo il possibile per accettare. Voltatevi però verso la telecamera e verso la macchina fotografica che vi riprende. Walter Giovannini, presidente del gruppo sportivo San Giorgio. La coppa al timoniere. Immagini e foto di rito. Benissimo, complimenti, grazie ancora. San Michele di Pagana, equipaggio B. Carolina Birindelli, presidente dell'Associazione Allenatori Palio del Tigullio. No, visto che poi dicono sempre Semorile che bacia le fanciulle qua e là. No, io mi aspetto per l'ultima gara, non vi preoccupate. Prima classificata della categoria femminile, ovvero Società Emilia Gianni Figari Santa Margherita Ligure. Eccole qua con la veterana di ambito agonistico Silvia Simoni in mezzo alle sue colleghe di reparto. Ne manca una, ma giustificata il timoniere che naturalmente all'esordio si è trovato a contrastare un equipaggio già ben tornito, ma ha saputo portare in porto vittoriosamente la regata odierna. C'è molto tifo, chissà come mai. Non verso le fanciulle, ma comunque Società Emilia, verso la telecamera mi raccomando e verso la macchina fotografica per le immagini giuste di premiazione. Grazie e complimenti, Società Emilia Gianni Figari Santa Margherita Ligure. Rimanga in loco, rimanga Presidente, rimanga. Grazie, perché siamo a premiazione dei gozzi in legno, quindi l'anima del palio e bisogna entrare nel vivo. Carolina Birindelli premia l'equipaggio che oggi è giunto terzo nelle acque di Paraggi nella finale dei gozzi 22 palmi in legno. Signori, armo terzo classificato, gruppo sportivo San Giorgio Portofino.
Anche voi, canonico invito a rimanere voltati verso la telecamera e verso la macchina fotografica di Anna Sciacca per le immagini. E anche prego, dottoressa Emanuela Morabito. Ecco. Consegna delle singole medaglie a ciascheduno, ovviamente, più la coppa. Gruppo Sportivo San Giorgio Portofino, che comunque ha saputo essere ardimentoso fino al termine, ha lottato alla pari con gli avversari, quindi nulla da eccepire. Certo il fatto che qualche ondina galeotta su al largo ha creato un po' di assillo. Terzi classificati i ragazzi del Gruppo Sportivo San Giorgio Portofino. Grazie, congediamo. E richiamo a me il presidente del sodalizio portofinese, mi sembra ovvio ed evidente. Quindi Walter Giovannini, nuovamente a me, se non abbiamo già perso. Allora aspettiamo un attimo, se no... No, allora, vicepresidente dell'Associazione Motori Palio e Tigullio, Fabio Quadri, a premiare la formazione seconda classificata nella finale del Gozzo in Legno. Sono in prestito come equipaggio da un altro sodalizio. Noi però li dobbiamo convocare con il nome della barca che hanno portato al secondo posto in data odierna. Seconda classificata, Zoagli! Equipaggio prestato dal gruppo sportivo Agostino Motello San Michele di Pagana, ma il nome e per titolo di Zoagli ha corso e ha conseguito un brillante secondo posto. Con la rientrante Chiara Maddalo, complimenti. Prima mamma e poi appunto prima mamma e poi di nuovo timoniera, con risultati ottimali, quindi cercate di fare più figli possibile che poi ritornate a fare il timoniere e portate i vostri equipaggi sul podio. Zoagli che, ripeto, noi li chiamiamo come Zoagli, li riconosceremo come tali anche durante le varie gare e premiazioni, perché loro rappresentano tale comune che ha dato in uso il proprio gozzo al fine di schierarne 6, almeno 6, in data odierna nel Palio 2018. Secondo posto inusitato in vero, da molti, se non da tutti, Zoagli, secondi classificati, a voi, grazie. Allora, dottoressa Emanuela Morabito, e non mi può scappare via adesso proprio la dottoressa Morabito che arriva, ecco, molto, diavolo, si è voluta, come si suol dire, davvero fare in 4, ma addirittura 4, 5 bottiglie per me, grazie, la ringrazio, ma per tirarmele dietro, sicuramente, questo è poco ma sicuro. Deve abbandonare un attimo il lato ludico per venire a premiare l'equipaggio che si è aggiudicato, con merito, pieno merito, la prima prova del Palio Marinaro edizione 2018. Per i gozzi in legno, dottoressa Morabito, prego, attendiamo un attimo perché ci siamo un pochettino, come si suol dire, incartati. Prego, a lei la coppa e medaglie. Armo, vincitore della prima prova del Palio Marinaro di Tigullio, edizione numero 45, ovvero Armo, primo classificato, gruppo sportivo Agostino Motello San Michele di Pagana. Gruppo sportivo Agostino Motello San Michele di Pagana si aggiudica la prima prova del Palio Marinaro 2018 e quindi è anche in vetta alla classifica con 8 punti, così come tutti coloro i quali hanno vinto nelle rispettive categorie capeggiano la graduatoria dopo una prima prova disputata a paraggi. L'appuntamento direttamente per domenica prossima, 24 giugno, a Rapallo per la seconda prova preparatoria. Vi ricordo, martedì sera ore 20:50, Teleradio Pace 2, canale 85, verrà irradiata la presentazione dell'equipaggio
pagine di ieri pomeriggio, mentre giovedì sera ore 20:50 sempre Teleradio Pace 2, canale 85, tutto il Palio minuto per minuto. Per intanto grazie al gruppo sportivo San Giorgio Portofino, grazie al comune di Portofino, grazie a Giovanni Castello per le riprese odierne. Da Gianrico Semorillo appuntamento a domenica prossima e a tutti voi la più cordiale buonasera.